Civezzano Dolomitica. Gli ospiti si stanno riprendendo, ottenendo i 6 punti nelle scorse 3 partite grazie a 2 vittorie, mentre i locali hanno fermato l'Ostico Telve. Match all'insegna dell'equilibrio? Fassa Aquila Trento. La capolista dovrà fare a meno di 3 giocatori cardine nel big match, espulsi contro il Gardolo. Per questo il Fassa ha la possibilità di conquistare la vetta solitaria. Ce la farà? Fiemme Cassa Rurali Mattarello. Una vittoria a testa nello scorso match, salvo che i locali hanno realizzato una manita. 2 squadre nella parte alta della classifica. Chi si porterà a ridosso delle inseguitrici? Gardolo Lona Lases. Il Gardolo arriva da un pareggio molto deludente contro l'Aquila, mentre il Lona si lecca le ferite dopo i 5 gol subiti. Riusciranno i gialloblu a imporsi o gli ospiti si riscatteranno? Telve Calceranica. Le 2 squadre giallo-verdi del girone si sfidano in un match epico, con 2 attacchi da 19 gol e 2 difese da 9 e 10 gol subiti. Si prospetta un incontro molto spettacolare tra 2 squadre eccelse. Vattarola Rovere. Sconfitta di misura per entrambe nella scorsa partita. Si tratta di 2 squadre che hanno collezionato solo 13 punti, ma ben 31 gol subiti. Vincere per ritrovare la carica e dare un senso al proprio campionato. Verla Calisio. Se i grigiorossi giacciono in fondo alla classifica, i locali li guardano dall'alto a soli 2 punti in più. Per questo bisogna cercare di uscire da questa fase involutiva. Chi otterrà la tanto sospirata vittoria? Ricordiamo di spostare le lancette un'ora indietro, si torna all'ora solare.